di rientro. Eccoci qua, torniamo in studio Emanuele caro. Allora, oggi, come dicevo prima, parleremo di montagna, andremo con un nostro documentario bellissimo a seguire le carovane del Dolpo in Himalaya, quindi le vette più alte del mondo, ma parleremo anche della neve che è sempre più rara ormai, con i ghiacciai che si sciolgono, e parleremo della neve sotto tanti punti di vista. C'è neve e neve, come scopriremo. Poi faremo veramente un viaggio dai monti al mare, perché andremo a scoprire anche gli squali, quelli presenti nel Mediterraneo. Ne parleremo con Emilio Sperone dell'Università della Calabria. Nella fattispecie parleremo anche di quanto i cambiamenti climatici incidano sulle popolazioni di squali nel Mediterraneo, quanto impattino praticamente sulla popolazione degli squali nel mondo. Insomma, un pezzo molto interessante. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Allora, vi dicevo, la neve non c'è niente che simboleggi l'inverno come la neve. Ogni volta che cade ci fa ritornare quasi bambini, è sempre una magia. Anche se la neve ci viene a visitare meno spesso, purtroppo, è proprio una di quelle cose che si stanno rarefacendo a causa del riscaldamento globale. Alla neve, a tutto ciò che rappresenta, ha dedicato un libro splendido Daniele Zovi, che abbiamo in collegamento con noi questo pomeriggio, scrittore, esperto di boschi e fauna selvatica, è stato generale del Comando Carabinieri Forestali del Veneto, ora è in pensione ma si dedica a scrivere. Caro Daniele, bentornato con noi. Allora, grazie, è un piacere. Questo libro, che si chiama proprio Autobiografia della neve, forse è uno dei tuoi libri più intimi, credo, che tu abbia mai scritto, vero? Fino adesso? Sì, sicuramente. Difatti l'ho voluto chiamare Autobiografia della neve perché parla di me e parla della neve che non ha voce, e quindi è come se gliel'avessi data io. Ma parla di me nel senso che io sono nato il 24 febbraio in un piccolo paese di montagna che si chiama Roana, sull'altopiano di Asiago, e nella piazza antistante alla mia casa c'era 1,5 metri di neve, sicché io sono stato marchiato proprio da questo elemento. Cioè la neve è una costante di tutta la tua vita. Tu dici che oggi neve e ghiaccio ci accusano con la loro assenza, vero? Guarda, i primi di dicembre di quest'anno ne è venuta un po' di neve, contrariamente a quello a cui eravamo abituati in questi ultimi anni. Complessivamente la neve è molto diminuita, specialmente alle quote intorno ai 1000 metri, mentre più in alto continua a nevicare, per carità. Ma soprattutto la grande denuncia a livello planetario ci viene data dai ghiacciai. I ghiacciai si stanno ritirando dovunque, stanno diminuendo la loro superficie e anche il loro spessore. Ecco, ci stanno dicendo che sicuramente il pianeta è più caldo di prima. Ecco, qui vediamo i ghiacciai del Monte Pasubio, della Marmolada, in queste fotografie. Cosa stiamo vedendo? Allora, le vedi tu? Questa è la Marmolada. Sì. La Marmolada pensa che negli ultimi 120 anni si è ridotta a 1/3. Cioè noi questo fenomeno, diciamo, sulla Terra era già avvenuto, ma in tempi molto più lunghi. Questi ritiri dei ghiacciai, che poi ho constatato anche sulla cordigliera andina in Bolivia e anche in Nepal, sull'Himalaya, ecco, il ritiro di tutti i ghiacciai, quindi in tutte le parti del mondo, è riscontrabile nel corso della vita di un uomo. Questo non era mai successo. Non era mai successo. Senti, la neve è, quando c'è, di una bellezza assoluta, ammanta tutto, ci fa riscoprire il silenzio, per esempio. Nel tuo libro c'è una citazione bellissima di qualcuno che dice che il silenzio della neve in fondo è la nostra voce interiore, no? Tace tutto e possiamo metterci all'ascolto di noi stessi. Guarda, il silenzio della neve è il più bello di tutti i silenzi, perché anche i silenzi hanno varie gradazioni. Noi ci accorgiamo che è nevicato anche stando in casa, quando ci svegliamo la mattina, eppure abbiamo le tapparelle chiuse, i balconi chiusi. Ecco, noi sappiamo che ha nevicato, perché quel tipo di silenzio è proprio legato alla neve. È il silenzio che il cielo costruisce con molta pazienza e che la terra accoglie con gratitudine.
Senti, e la meraviglia di un fiocco di neve, vogliamo parlarne? Come si forma un fiocco di neve? Perché è così perfetto, così uno diverso dall'altro, con 1000 forme incredibili? Ecco, allora diciamo che quello che stai mostrando nella foto alle tue spalle è un cristallo di neve. Sì, certo. Ecco, e come vediamo ha una forma esagonale, cioè è fatto con 6 braccia. Questa forma si ripete in tutti i cristalli e che però sono uno diverso dall'altro. Allora, il tutto avviene perché c'è una cristallizzazione attorno ad un nucleo, che è un microcristallo di polvere generato dai mari, dagli oceani, dai vulcani, anche dall'attività industriale. Ci vuole un po' di polvere per creare questa meraviglia e il tutto avviene circa a meno 12 gradi nelle nuvole, ma poi questo cristallo compie dei percorsi all'interno della nuvola e poi a cadere sulla terra, e i cristalli si legano tra loro e formano i fiocchi. Quindi formano forme ancora più complesse. Come quelle che Ma stiamo vedendo. in questo loro scendere a terra Sì. e in questo loro intrecciarsi, diciamo, catturano anche un po' di aria. E così il manto nevoso che si forma è anche molto ricco di aria, e questo è il motivo per cui è anche molto silenzioso. Ecco. Comunque i cristalli di neve uno li guarda e non può darsi una ragione di una tale perfezione, di una tale bellezza. Daniele, che differenza c'è tra la neve naturale, quella di cui stiamo parlando, che abbiamo visto, e quella che viene purtroppo oggi sempre più spesso sparata con i cannoni artificialmente per le piste da sci? Ma guarda, quella che viene sparata non è neve. Che cos'è? Viene chiamata neve programmata o neve artificiale, non è neve ma è acqua gelata, cioè non ha una forma cristallina. Tu, se la analizzi, se la guardi con una semplice piccola lente di ingrandimento, non troverai quella forma che invece i cristalli di neve hanno, cioè la neve vera. Ed è vero che è bella, ed è vero che ogni fiocco cadendo induce, porta un po' di allegria, porta dei pensieri anche profondi. La neve genera poesia. Poesia, sono sicura. Senti, nel libro racconti anche delle creature che continuano le loro attività, che spesso devono sopravvivere sotto il manto della neve, vero? Abbiamo visto prima una foto bellissima con le tracce. Allora, sulla neve, Tracce, difatti, c'è proprio un capitolo, noi tracce. quest'anno non potremo andare a sciare, almeno fino alla Befana, poi deciderà il governo. Però questa crisi, questa mancanza ci dà un'opportunità. Noi possiamo comunque andare a camminare sulla neve, lo possiamo fare con gli scarponi, se è tanta magari con le ciaspe, o con gli sci di alpinismo o con gli sci da fondo. Insomma, non dobbiamo stare chiusi in casa. Cioè non esistono solo le piste da sci, in questo hai ragione, non esistono solo le piste da sci, no? La neve può essere vissuta in tanti altri modi. Ma sì, e ci dà anche la possibilità di vedere molte tracce, e così noi con questa osservazione ci accorgiamo che molti animali selvatici non stanno fermi e nemmeno vanno in letargo. Per esempio gli uccelli, anche di piccole dimensioni, pensiamo a un pettirosso, una cinciallegra, un fringuello, pesano pochi grammi, eppure resistono ai meno 20, meno 30 di temperatura, grazie a questi loro, sotto le penne hanno delle piume, e le piume catturano aria e creano come un piumino dentro al quale stanno. Poi però devono anche aumentare di molto il metabolismo, quindi mangiare sempre più spesso, bruciare quell'energia che consente loro di stare un po' al caldo. Insomma, stanno fuori al freddo e sono molto più attrezzati di noi. Ecco, è vero che la neve, dicevi, è poesia, no? Non è mai sempre soltanto bianca nell'immaginazione, nelle espressioni artistiche dell'uomo? Guarda, la neve ha molti colori, lo vediamo anche noi, perché se aspettiamo un tramonto la vedremo tingersi un po' di rosa, qualche volta con sfumature di violetto,
ma anche in pieno giorno la neve al sole è bianca, ma all'ombra è azzurra. Certo. E altre volte, quando arriva il vento che soffia dal Sahara e porta un po' di sabbia, qualche volta la neve si tinge di beige, insomma un po' giallina, ma qualche altra volta io l'ho vista coprirsi di sabbia rosata, evidentemente dall'Africa. Era un pezzo di Africa che veniva a trovarci. Dal insomma. deserto del Calare, sì, oppure dalla terra rossa africana. Allora, Daniele, quali strumenti abbiamo per contrastare il riscaldamento globale? Ce la faremo a salvare la neve e i ghiacciai? Ce lo faremo perché dobbiamo farcela. È un nostro dovere impegnarci tutti da questo punto di vista. Dal punto di vista dei governi, di quelli che ci governano non solo in Italia ma in Europa e nel mondo, basterebbe applicare quei protocolli che vanno a firmare nei vari congressi internazionali. Tutte le nazioni li firmano, si impegnano a emettere meno anidride carbonica, si impegnano a sostituire la combustione dei combustibili fossili con altre fonti energetiche. Poi però, ecco, vediamo che non lo fanno del tutto. Beh, adesso l'Europa ce lo impone di raggiungere il New Green Deal, speriamo bene, Daniele, speriamo bene di cominciare l'anno con delle prospettive diverse per il nostro futuro. Grazie davvero per questo bel libro, Autobiografia della neve, grazie a Daniele Zovi, scrittore ed esperto di boschi e fauna selvatica. Grazie, alla prossima Daniele. Adesso ci porta in natura il nostro naturalista Francesco Petretti, vediamo.